Buonasera, allora benvenuti all'inaugurazione del corso di storia dell'arte veneta. Non so più che numero sia, abbiamo perso il conto, ma è sicuramente uno dei corsi più antichi e anche più seguiti, lo dimostra anche il pubblico che c'è oggi del nostro Ateneo. Io vi porto il saluto della Presidente Antonella Magaraggia, che adesso è impegnata per un altro impegno istituzionale fuori Venezia, e vorrei ricordare alcune cose. Uno, intanto, la collaborazione ormai intesa da molti anni con gli amici dei Musei di Venezia e al momento con la sua Presidente Marilena Morino, che è qui con noi e che collabora a organizzare questo corso. E vorrei ringraziare proprio chi questo corso lo mette in piedi, perché non sono cose semplici. Io l'ho fatto per qualche anno, bisogna avere conoscenze, relazioni, sapere in qualche maniera come muoversi anche nell'ambiente accademico, perché anche questo è un corso che l'Ateneo offre ai veneziani, ma sono gli organizzatori e sono i relatori che ce lo offrono a noi, nel senso che è tutto quanto basato sulla volontarietà, e questa è una cosa che credo vada sottolineata poi specialmente di questi tempi. Il corso quest'anno ha un tema assolutamente interessante, che è quella della committenza artistica delle corporazioni veneziane. Ho chiesto prima alla relatrice se rientrava anche il nostro Ateneo, essendo bene o male una corporazione in una qualche maniera, una scuola di devozione. Mi ha detto che ci sta studiando e quindi siamo in attesa di conoscere i tuoi prossimi studi. Per ora invece ci limitiamo a questo argomento e io passo la parola per un saluto a Marilena Morino, proprio Presidente degli Amici dei Musei. Grazie. Grazie. Non è stato un grande sforzo. Indegnamente rappresento, in quanto sono Presidente per questi 3 anni, un triennio, l'Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, un'associazione che, ci tengo a ricordare anche in questa occasione, compie quest'anno 50 anni, cioè una storia nata proprio, credo proprio in questa sede nel 75 e continuata per tutto questo periodo, dedicandosi non solo all'organizzazione di visite a mostre, luoghi, palazzi e sedi artigianali per i soci, ma, e ci tengo a ricordarlo, che occupa gran parte del suo tempo e dei suoi volontari per accompagnare i bambini delle scuole o anche del liceo, per cui non più bambini, i ragazzi già più grandini, in analoghe visite, sempre gratuitamente e con volontari che si prestano a questo gravoso impegno. E analogamente abbiamo delle convenzioni con associazioni di disabili e anche recentemente abbiamo stipulato delle convenzioni con 2 associazioni che seguono i carcerati. In particolare con il carcere femminile abbiamo organizzato dei corsi di storia di Venezia e poi di accompagnamenti ovviamente mirati per persone selezionate dalla direzione in alcuni luoghi che loro dalla Giudecca vedono ma non hanno mai visto materialmente. Credo che si tratti di un'attività a livello culturale in questa città che comunque è una città che offre tantissimo da questo punto di vista, e le collaborazioni tra queste associazioni che si occupano di cultura e di sociale sono sempre più frequenti. Però storica è proprio la nostra collaborazione con l'Ateneo Veneto. E il frutto di questa collaborazione è in primo luogo l'organizzazione annuale di un corso che riguardi la storia di Venezia, la storia dell'arte
E quest'anno è stata ideata questa collaborazione con il Centro Studi Rive del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università di Ca' Foscari e con la sua direttrice, la dottoressa Valentina Sapienza, che oggi sarà la relatrice del primo incontro. Si è trattato di una scelta, e ripeto il titolo che ha già prima accennato Camillo Tonini, la committenza artistica delle corporazioni veneziane, un tema che c'è particolarmente di stimolo perché oltre, come vi dicevo, i musei e tutti i monumenti veneziani, uno dei focus principali dei nostri accompagnamenti o delle nostre visite sono proprio le scuole, la scuola di San Rocco, la scuola di San Marco, la scuola di San Teodoro, cioè veramente non solo dei manufatti ma anche dei luoghi di grande storia e di cultura, e approfondire i tesori che queste scuole tuttora conservano è stato uno degli obiettivi di questa scelta. Per cui oggi avremo la prima di queste lezioni che per i 4 mercoledì di novembre seguiranno e di cui dobbiamo ringraziare per l'organizzazione ovviamente non solo la professoressa Agazzi, che ora vi presenterà la relatrice, ma anche la professoressa Frank Martina, che oggi era altrove per motivi di lavoro. Grazie e spero di rivedervi ogni mercoledì. Bene, grazie a Camillo Tonini, alla Presidente dell'Associazione dei Musei, degli Amici dei Musei. Porto i saluti di Martina Frank, che è in Portogallo, è impossibilitata a partecipare, ma ci sarà le prossime volte. E siamo molto contente di presentare questo ciclo che ha una sua coerenza, come abbiamo cercato di fare anche negli anni precedenti. È un ciclo di conferenze legato a una ricerca in atto da tanti anni dalla professoressa Sapienza nell'ambito soprattutto del Centro Rive di cui si è appena detto, da lei fondato e incardinato nella nostra Università di Ca' Foscari, nel nostro Dipartimento, dove c'è un gran lavoro proprio su questi temi. Proprio per questo si è pensato di chiedere a Valentina Sapienza di proporci delle lezioni per portare in questa sede quanto si sta studiando, si sta facendo, si sta conseguendo su questa linea di ricerca appunto della produzione di arte da parte delle arti, scusate il gioco di parole. Vi presento la collega che si è laureata alla Sapienza e specializzata alla Sapienza col professor Gentili su temi tintorettiani, ma poi si è dottorata a Ca' Foscari nel 2011. Poi è andata in Francia, ha insegnato moltissimi anni in Francia, in varie università, poi si è incardinata a Lille e finalmente poi è arrivata a Venezia nel 2017 e da allora insegna storia dell'arte moderna. E in tutti questi anni, fin dall'attività in Francia e ancora poi quando è arrivata qui a Venezia, ha continuato a seguire questa linea di attività delle botteghe degli artisti con un progetto che si chiama Garzoni. Sono uscite delle pubblicazioni e ci sono anche degli accessi a fonti e c'è un continuo lavoro anche su questo fronte, e convegni, pubblicazioni sull'apprendistato dell'arte, poi questo lavoro mirato su appunto la produzione legata alle le scuolette, le associazioni di mestiere. Ho avuto la possibilità qualche anno fa di seguirla in un itinerario di ricerca proprio creato all'interno del Rive. A luglio saranno stati 40 gradi, abbiamo fatto dei giri bellissimi a Venezia, ha fatto aprire chiese, abbiamo commentato, potuto vedere numerosi altari legati a queste situazioni di cui si parlerà appunto nel corso di queste 4 lezioni. Quindi le lascio la parola ringraziandola molto, ringraziando lei e gli altri relatori che parteciperanno nelle altre lezioni, e quindi siamo pronti per ascoltarla. Grazie molte. Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, innanzitutto a mia volta mi preme ringraziare la Presidente Antonella Magaraggia e Camillo Tonini per l'ospitalità in questo luogo per me eccezionale, le colleghe Michela Gazzi e Martina Frank che hanno pensato appunto di affidare a me e soprattutto al Centro Studi Rive il corso di Storia dell'Arte dell'Ateneo Veneto, che per quanto mi riguarda è un raggiungimento, perché appunto, come ricordava Camillo Tonini, è un corso che ha tantissimi anni alle spalle ed è sicuramente un luogo prestigioso dove poter condividere anche i risultati di primo piano delle ricerche. Mi preme ancora ringraziare la Presidente degli Amici dei Musei per questa cortese presentazione e anche per averci così scelti in un certo senso per il corso di quest'anno, e io sono particolarmente lieta perché ho l'opportunità, questa è la prima vera autentica occasione pubblica in cui appunto ho il privilegio di presentare insieme un tema e un progetto di ricerca che mi stanno molto a cuore. E cioè quello di cui avete già sentito parlare, quello che da qualche anno dirigo e porto avanti insieme al Centro Studi Rive, un centro studi che nasce nel Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari, conta più di un centinaio di membri tra studiosi eminenti italiani e stranieri, ma soprattutto conta uno straordinario gruppo di lavoro, una ventina e anche qualcosa di più di giovani studiosi, tra cui ci sono specializzandi, dottorandi, giovani funzionari, perché piano piano per fortuna sono talmente bravi che trovano anche una collocazione professionale, e alcuni dei quali appunto saranno protagonisti dei prossimi appuntamenti che qui ho voluto sinteticamente riprodurre. Quindi mi raccomando, questa è soltanto una lezione introduttiva che spero ci sarà utile per muoverci un po' più agilmente in quelle che poi saranno le lezioni successive, perché si entrerà davvero nel vivo della questione a partire dalla prossima settimana. Quindi oggi spetta a me introdurre questo tema, l'arte per le arti, la committenza artistica delle corporazioni veneziane, e a questo titolo ho subito così l'esigenza di aggiungere 3 parole chiave che ci guideranno anch'esse alla scoperta di questo progetto di ricerca, che sono luoghi, oggetti, attori. Noi parleremo quindi di luoghi, di oggetti, di manufatti artistici, ma anche di attori. E queste sono le prospettive attraverso cui stiamo costruendo questa ricerca che dura ormai da qualche anno. Teniamo quindi a mente queste parole quasi fossero un sottotitolo, ma partiamo da qualche elemento più concreto, cioè da un breve inquadramento storico che ci permetterà di muoverci appunto più agilmente nelle prossime lezioni. Innanzitutto una domanda: perché studiare la committenza artistica delle corporazioni? Perché dedicarle il corso di storia dell'arte dell'Ateneo Veneto di quest'anno? La risposta è, dal mio punto di vista, assai scontata. Giustamente la Presidente degli Amici dei Musei, anche Camillo Tonini, si interrogavano se mai questo corso potesse dar spazio a luoghi celeberrimi come la scuola di San Fantino o appunto la scuola grande di San Rocco, quella di San Teodoro. La risposta è assolutamente no, per il semplice fatto che questi luoghi sono stati oggetto di numerose ricerche. Ovviamente non si finisce mai di studiare, quindi nuove cose si potranno sempre ancora scoprire, mentre è stata totalmente negletta dalla storiografia veneziana il tema della produzione artistica che è a capo delle arti, cioè di quelle associazioni di mestiere che tanto contano nella storia della nostra città. Lo
lo rilevavano già due specialisti di prim'ordine, uno storico dell'arte e uno storico, Peter Humphrey, a cui mando i miei cari saluti, e anche Richard McKenney, uno storico esperto proprio di corporazioni, che nel lontano 1986 pubblicavano un articolo dedicato proprio a cercare di sollevare questa questione, cioè la carenza di studi che riguardavano questo aspetto in particolare. E nel loro articolo sottolineano anche come di fatto in un certo senso l'operato delle arti, cioè l'operato delle scuole di mestiere, sia stato messo decisamente in ombra dal grande peso che ebbero nella committenza artistica per l'appunto le scuole grandi o le scuole di devozioni, meglio conosciute delle scuole di arti e mestieri. Ora comincerei subito da qualche immagine per introdurre la questione, anche perché di immagini oggi purtroppo ne vedremo pochine. Ora qualcuno di voi, ne sono certa, avrà riconosciuto questo dettaglio. Si tratta di un particolare del cosiddetto Arcone dei Mestieri che decora uno degli intradossi del portale centrale della Basilica Marciana. Qui in effetti stanno i mestieri, o meglio alcuni mestieri, rappresentati da un maestro insieme a uno o due garzoni, inseriti in un programma iconografico che ha un'evidente finalità soteriologica, cioè tutto proteso alla conquista della salvezza dell'umanità, con due grandi protagonisti che sono da una parte Cristo, che attraverso il proprio sacrificio ha redento gli uomini, e dall'altra San Marco grazie alla Translatio. Ora appunto in questo programma compaiono proprio gli artigiani al lavoro. Ci sono naturalmente le attività agricole insieme ai segni zodiacali, che scandiscono il tempo dell'anno in una, diciamo, temperie iconografica che poi ricalca quella di molti altri episodi. Penso ad esempio al Maestro dei Mesi del portale dell'omonima porta appunto di Ferrara. E poi appunto ci sono anche le arti e i mestieri attraverso i loro maestri e garzoni. 15 soltanto, dicevo, e non si capisce bene quale sia all'interno di questo programma la scelta dei mestieri chiamati in causa, anche perché tenendo conto dei mestieri più importanti e in auge all'epoca a Venezia, i mestieri selezionati non sembrano in qualche modo essere fra i più importanti. Mancano per esempio gli oresi, mancano gli strazzaroli, mancano gli speziali da medicina e da grosso, quindi non si comprende bene quale sia la logica della selezione. Tuttavia ciò che è certo è che la loro presenza all'interno dell'intradosso di uno degli arconi appunto del portale della Basilica Marciana ha probabilmente come finalità quella di porre l'accento su una città fondata sul lavoro manuale quasi ancor prima che sul commercio. Non si tratta dell'unica testimonianza del genere, racconto cose arcinote naturalmente, ma ho desiderio di costruire un discorso che parta ancor prima di quelli che saranno, diciamo così, i secoli a cui ci dedicheremo nei prossimi incontri. È sufficiente ad esempio continuare ad analizzare l'area marciana per renderci conto come la presenza dei mestieri pervada ad esempio le sculture dei capitelli con il capitello dei mestieri, il fabbro, il ciabattino, l'orefice, il notaio, e il capitello dei barbieri, il barbiere piuttosto che il chirurgo, privilegiando dunque l'aspetto dell'arte e non della scienza, quindi il sapere manuale ancora una volta rispetto a quello intellettuale. E poi ci sono naturalmente i tagliapietra, rappresentati in ben 2 capitelli, per il ruolo fondamentale che ebbe l'arte nella edificazione del complesso marciano, entrambi posti sulla facciata occidentale, uno nel portico e l'altro nel loggiato. Ma qui i protagonisti, attenzione, qui entriamo già nel vivo della questione, non sono gli artigiani, bensì
i santi patroni dell'arte, i 4, anzi 5 santi coronati che si erano fatti martirizzare per essersi rifiutati di scolpire idoli pagani. Questo è uno degli aspetti che in qualche modo costruisce l'immaginario anche visuale della città, che si incarna anche attraverso i propri mestieri, ma non è l'unico, perché non sono rare le cerimonie, i rituali civici in cui di fatto vengono chiamate in causa le arti. Partiamo ancora da lontano, penso a quanto riferisce la cronaca Canal a proposito dell'elezione del doge Lorenzo Tiepolo, siamo il 15 luglio 1268, in cui si racconta che le arti sfilano per un'intera settimana tra Palazzo Ducale e la parrocchia di Sant'Agostino per rendere omaggio alla dogaressa marchesina di Brienne. Ma potremmo in qualche modo tracciare un filo continuo rispetto a questi cerimoniali e ricordare ancora le cerimonie per l'elezione di Marino Grimani e della dogaressa Morosina Motorosini, in cui di nuovo vengono implicate le arti. Le arti vengono scomodate anche in occasioni che potremmo definire internazionali per l'epoca. Penso al più che noto, le più che note celebrazioni in occasione dell'arrivo di Enrico III nel 1574 a Venezia. Possediamo infatti testimonianze che ricordano nel dettaglio il contributo dei merciai e delle arti in generale, in particolare attraverso il Gastaldo dei Merciai, il baretter Agostino Cegrini, che per l'occasione sarà scomodato dal doge in persona affinché eriga, affinché non soltanto fornisca quanti più zambellotti fossero stati necessari per decorare la sala dei pregati in modo da costruire uno spazio che fosse all'altezza di questo importante ricevimento, ma ancora al baretter al Gastaldo dei Merciai viene intimato, così come ad altre arti, di allestire un brigantino che accompagnasse il corteo in onore del re, e sarà proprio il nostro Gastaldo dei Merciai a dover anticipare una cospicua somma di denari. È molto interessante leggere questa parte appunto della mariegola dei merciai, mariegola ove per mariegola si intende regola madre, perché vi assicuro che la descrizione di questo cerimoniale è assolutamente incredibile. Vengono dettagliati persino i colori degli abiti, i colori e i tipi di tessuti degli abiti che i membri dell'arte dovranno indossare su questo brigantino in onore di Enrico III. Ora, quindi, perché tanto spazio alle arti anche nei cerimoniali pubblici? Beh, perché di fatto la Repubblica di Venezia conta nel corso della sua storia circa 200 corporazioni, ognuna dotata di un proprio statuto, e in particolare tra il XIV e il XVI secolo che si assiste ad un autentico aumento vertiginoso del numero delle gilde in città, accompagnato a uno sforzo straordinario per regolamentare il funzionamento delle arti, che è del resto dimostrato dal numero elevato di mariegole, ossia appunto statuti di mestiere, che si conservano ancora oggi in una delle nostre più belle biblioteche, la biblioteca del Museo Correr. Qual era però il ruolo delle corporazioni? Che differenza c'è tra una corporazione, appunto una scuola di devozione, una scuola di nazione, una scuola così grande? Naturalmente le corporazioni hanno una funzione principale, che è quella di regolamentare il lavoro nell'assoluto rispetto delle leggi veneziane, e tra l'altro vegliano accuratamente sulla qualità dei prodotti manifatturieri. Molto spesso attraverso i loro statuti, quindi attraverso le mariegole, anzi prima i capitolari e poi le mariegole, costruiscono vere e proprie misure protezionistiche per difendere
i prodotti veneziani, che sono naturalmente di migliore qualità, di conseguenza sono spesso molto più cari, dalle imitazioni rappresentate dai prodotti di importazione, quindi una sorta di concorrenza sleale. Sembra di stare ai giorni nostri, no? In un certo senso. Ora, non bisogna dimenticare che le corporazioni tuttavia erano soggette al controllo della Repubblica. Non sono libere, non possono esercitare liberamente il proprio ruolo. Sono soggette al controllo della Repubblica attraverso una serie di magistrature che vegliano appunto sul loro operato. E allora mi viene in mente, mi pare opportuno menzionare almeno la giustizia vecchia e i provveditori di comune, che per esempio approvano gli statuti delle arti, comprese anche le modifiche introdotte nel corso del tempo. Lo statuto di un'arte è come un documento, è come un palinsesto. Piano piano nel corso del tempo si correggono norme, si aggiustano pratiche che naturalmente fanno capo alle trasformazioni che inevitabilmente il mestiere, la tecnologia, i contesti storici vanno per creare. Quindi provveditori di comune e giustizia vecchia che sovrintendono alla regolamentazione delle arti, ma che hanno anche funzioni ancora più specifiche. Ad esempio la giustizia vecchia, lo ricordava Michela in apertura, sorveglia attentamente l'apprendistato dei giovani ed è una delle certamente degli aspetti più sensibili, quello della formazione dei giovani, che riguarda l'operato delle corporazioni. Poi ci sono altre magistrature, come ad esempio la milizia d'Amar, che con le arti, con le corporazioni intrattengono ancora un'opera di sorveglianza più specifica, perché la milizia d'Amar ha il preciso incarico di richiedere la cosiddetta tansa sensibile, cioè un contributo finanziario che serviva a finanziare appunto la flotta veneziana. Ecco, la presenza delle magistrature veneziane e quindi del controllo centrale, del controllo del governo sulle corporazioni si fa anche immagine. Avete alle spalle da qualche minuto l'insegna dei Fruttaroli, una insegna che risale all'incirca al 1508, poi ovviamente restaurata in non pochi casi, in cui accanto al leone marciano che campeggia al centro nella fascia superiore troviamo lo stemma del doge Francesco Donà delle Rose e sulla destra e poi a sinistra il santo protettore San Josafat, che è appunto il protettore dell'arte dei Fruttaroli, ma troviamo anche gli stemmi dei 4 giustizieri vecchi che appunto sorvegliano l'arte, che nella fattispecie sono Bartolomeo Ciuran, Niccolò Zorzi, Niccolò Leon e Vettor Malipiero. Come sempre a Venezia, ce lo insegna Brian Pullan con i suoi studi certo datati ma sempre assolutamente fondamentali, e per buttare un occhio alla storiografia più di carattere storico-artistico, gli studi di Patricia Fortini Brown, il funzionamento delle scuole grandi, delle scuole, delle arti, altro non è che un riflesso del complesso sistema di governo della Serenissima, una sorta di microcosmo che guarda al macrocosmo e proprio sul cui modello concepisce la propria struttura e il proprio appunto funzionamento. Da questo punto di vista possiamo dire a grandi linee, ma nelle prossime settimane naturalmente toccheremo con mano esempi concreti e sarà molto più semplice seguire questi discorsi, che la struttura delle corporazioni in età moderna, perché a questa epoca in particolare ci interesseremo, funziona in una maniera che potremmo dire simile a quella delle scuole grandi, che certamente molti di voi conoscono. Quindi c'era un Gastaldo a capo dell'arte, Gastaldo che era una carica elettiva che aveva durata di un anno, come quasi tutte le cariche
tante elettive all'interno dei sodalizi, c'era un vicegastaldo vicario, quindi il nome cambia a seconda del contesto, c'era uno scrivano e poi c'erano i sindaci, figure importantissime che avevano compiti eminentemente di verifica e di controllo, in particolare proprio della buona qualità dei prodotti realizzati, e anche sorvegliavano insieme al gastaldo le cosiddette prove dei giovani. Su questo aspetto torneremo. Insieme al gastaldo e al vicegastaldo e allo scrivano c'era la banca costituita dai decani, solitamente in numero di 12, e c'erano però altre figure importanti a cui non si è dato mai sufficientemente peso, neanche nello studio, devo dire, di grandi imprese artistiche. Mi riferisco in particolare ai cosiddetti deputati sopra la fabbrica. Basti per capire l'importanza di queste figure il fatto che, a differenza delle altre cariche del sodalizio, i deputati sopra la fabbrica non hanno una durata annuale, ma mantengono il proprio incarico fintanto che il cantiere che sovrintendono non viene portato a compimento. Quindi rappresentano senza ombra di dubbio una gerarchia dell'arte all'interno della gerarchia che gestisce gli affari artistici. Un'arte può avere dimensioni molto diverse. Voglio dire che possono far parte di un'arte 15-20 confratelli come centinaia. Ci sono arti che superano addirittura i 300 iscritti e naturalmente questo aspetto dà conto del peso del mestiere nell'economia veneziana e chiaramente si tratta anche di fattori che non sempre rappresentano un andamento costante, ma mutano a seconda del mutare delle condizioni economiche e storico-politiche in generale. Ora però abbiamo tracciato a grandi linee il funzionamento delle scuole, ma va detto che le arti non funzionano tutte in questo modo. Ci sono naturalmente eccezioni, ci sono molte eccezioni, alcune le toccheremo con mano. Per esempio ci sono alcune arti che, ispirandosi ancora all'antica suddivisione in auge ad esempio a Firenze, si dividono in arte maggior e arte menor, come appunto accadeva in Firenze, e in questo caso non è rara la presenza di altre figure importanti come i giudici, che affiancano il gastaldo in compiti di una certa gravità, come ad esempio provvedere alla verifica periodica della mariegola per risolvere eventuali disordini all'interno dell'arte e tra l'altro sostenerlo nelle scelte inerenti ai cosiddetti luoghi dell'arte, e questo naturalmente, come immaginate per il nostro discorso, è molto importante. Ci sono poi arti in cui il gastaldo non si chiama gastaldo ma si chiama priore, ci sono arti in cui addirittura ci sono due gastaldi, uno dell'arte e l'altro della scuola, un aspetto su cui ancora gli storici si interrogano, evidentemente a sottolineare una sorta di divisione interna, o meglio, due preoccupazioni diverse dell'arte, da una parte quelle relative al mestiere e dall'altra quelle relative invece all'aspetto più strettamente devozionale. Ci sono corporazioni che a un certo punto abbandonano la struttura stessa delle corporazioni e si trasformano in collegi. Quindi si svincolano dal peso delle cosiddette arti meccaniche per assurgere a uno statuto di arti liberali, e naturalmente questi mestieri sono i mestieri in cui l'aspetto intellettuale è più spiccatamente marcato. Pensiamo ad esempio alla formazione del collegio dei medici, alla formazione del collegio degli speziali da medicina, o ancora al collegio dei pittori che nasce nel 1682, oppure a quello degli scultori che risale al 1712. Le corporazioni possono essere aperte o chiuse. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono mestieri che sono di fatto strettamente riservati ai veneziani e mestieri in cui al contrario i foresti e i forestieri sono ben accetti. Questo aspetto tuttavia
è anch'esso fluttuante e dipende dalle congiunture economiche e in generale potremmo dire persino demografiche. Pensiamo a cosa accade ad esempio nei periodi immediatamente successivi alle pestilenze, quando il mercato del lavoro si apre completamente. Cosa accade? Accade che il governo veneziano, quindi il governo centrale, prevaricando in un certo senso i regolamenti delle arti, decide che chiunque, veneziani e non, professionisti e non, chi ha seguito l'apprendistato ma anche chi viene qualificato come una manodopera a bassa specializzazione, poco esperta, può praticare un mestiere, e la ragione è molto semplice: la popolazione è stata decimata, c'è bisogno di far ripartire l'economia e dunque non ci si può più attardare su quelli che sono i meccanismi tradizionali del funzionamento delle arti. Ma questi periodi di apertura a questi periodi di apertura seguono poi periodi di chiusura. Quando appunto l'economia è ripartita, le arti si riappropriano delle proprie prerogative e di nuovo si chiudono per proteggere la venezianità di alcuni mestieri. Ma è anche vero, lo dicevamo in apertura, che ci sono mestieri praticati essenzialmente da comunità foreste. È una cosa che sappiamo da tempo, ma che è stata proprio recentemente confermata dal progetto Garzoni. Abbiamo studiato 54.000 accordi di apprendistato e ci siamo resi conto che alcuni mestieri sono strettamente legati, la formazione dei giovani è strettamente legata a una certa compagine geografica. Ad esempio i fustanieri vengono tutti dal Friuli, oppure, lo sappiamo da tempo, i mureri sono di origine lombarda, originari del Canton Ticino, gli specchieri e i terrazzeri sono quasi tutti friulani, quindi c'è una commistione di mestieri che sono tipicamente veneziani o riservati ai veneziani, ci sono altri mestieri aperti alle comunità foreste, ci sono poi mestieri di importazione, cioè mestieri che nascono e assorgono a mestieri di grande qualità fuori da Venezia, si pensi alla seta, e poi ci si appunto impossessa di queste straordinarie competenze, la seta, la tintoria a Venezia, facendo anche di queste pratiche artigianali mestieri assolutamente veneziani. E che posto hanno le donne in tutto questo? Allora, intanto le donne sono escluse dall'immatricolazione. Ciò vuol dire che non è consentito loro in nessuna professione diventare membro di un'arte. Non è il caso di altri contesti europei. Ci sono luoghi, a Parigi ad esempio, dove per alcune corporazioni le donne sono ammesse e possono essere immatricolate. A Venezia questa cosa non è assolutamente possibile. Tuttavia sappiamo bene che, lo hanno studiato le storiche del lavoro, ma anche le storiche della famiglia, le donne lavorano e come nelle botteghe e talvolta persino le dirigono. Si pensi ai momenti in cui il marito parte per mare per andare a commerciare, la bottega dovrà pure essere gestita da qualcuno, e di certo non sono i giovani inesperti garzoni a gestire la bottega. E poi non dimentichiamo il caso della vedovanza, quando una donna rimane vedova ancora in giovane età e i figli sono piccoli, naturalmente prende le redini della bottega con tanto di autorizzazione, pur non essendo designata quale appunto capobottega, ma moglie del capobottega defunto, e in questo caso a lei spettano decisioni che altrimenti non avrebbe mai e poi mai potuto prendere. Quindi quel che possiamo dire delle donne è che certamente le donne lavorano, le donne alimentano il mercato delle arti e le donne hanno di fatto una collaborazione, mantengono una collaborazione non istituzionalizzata all'interno di molte professioni.
Il nostro corso, come sapete, si intitola La committenza artistica delle corporazioni veneziane. Abbiamo parlato quindi delle corporazioni, ho cercato di introdurre a grandi linee questo tema, per cui non basterebbe un corso intero di storia dell'arte per appunto affondare insomma in tutti gli aspetti, approfondire tutti gli aspetti che si dovrebbe. L'altro però, diciamo, capisaldo di questo corso è senza dubbio il tema della committenza, su cui bisognerà interrogarsi intanto cercando di capire che cos'è la committenza artistica. La committenza artistica, la committente è chiunque assegni a un artista il compito di realizzare un'opera d'arte. Il committente può essere più o meno invadente, può essere più o meno presente, e dunque lo spazio di libertà anche in questi contesti cronologici così insomma sorprendenti per quello che stiamo per dire, lo spazio di libertà concesso all'artista può essere più o meno ampio. Chiaramente il rapporto di committenza si precisa a seconda dell'oggetto, ecco che torna nuovamente una delle parole da cui ci siamo fatti guidare all'inizio della lezione, a seconda dell'oggetto della committenza. Una cosa è commissionare un volume, una cosa è commissionare una miniatura, un altare, un edificio, una scultura, una pittura. Chiaramente ogni oggetto ha funzioni diverse e la funzione dell'opera chiaramente ha un peso rilevante nel tema della committenza. Se immaginiamo con Salvatore Settis che l'opera è un messaggio, teniamoci alle opere che analizzeremo più frequentemente, quindi essenzialmente dipinti, sculture, che ha un messaggio visivo che media un processo di comunicazione, dovremmo tener conto del fatto che questo processo di comunicazione, in sostanza, se l'opera contiene un messaggio che si vuole far arrivare a chi quell'opera guarderà, questo messaggio e l'interpretazione di questo messaggio comprende varie figure il cui operato non possiamo esimerci dall'analizzare. C'è dunque il committente, colui che il messaggio vuole far recapitare, che insieme all'artista concepirà il messaggio stesso. Può esserci il dotto suggeritore, cioè quelle persone intendenti dell'arte, come spesso leggeremo nelle carte che riguardano le arti, che magari avranno la capacità di suggerire al committente ma anche all'artista come può essere pensato quel messaggio, quale può essere il messaggio che può arrivare efficacemente. Ma c'è anche un altro aspetto fondamentale che spesso scordiamo: anche il destinatario è parte di questo processo di comunicazione, perché colui che riceve il messaggio a sua volta lo interpreterà. Quindi tutti questi aspetti concorrono a costruire il rapporto di committenza. Ora, nel caso della committenza delle arti, siamo di fronte a un aspetto non così frequentemente analizzato, cioè all'idea di una committenza corale. Cosa vuol dire una committenza corale? Diversa è la committenza di un singolo signore ricchissimo che si fa fare il suo ritratto, altra storia è quando un gruppo di uomini, purtroppo quasi sempre uomini e non anche donne, si mette d'accordo per commissionare a un certo artista o a un gruppo di artisti un'opera, perché è evidente che all'interno della coralità di questa committenza i meccanismi di gestione di questo aspetto saranno molto più complessi. È inevitabile infatti che in una collettività numerosa come quella delle arti si creeranno situazioni di gerarchia, gruppi di potere che andranno, come accade anche oggi, a mediare i processi di comunicazione, a mediare la scelta degli artisti, a mediare persino le forme che queste opere dovranno in qualche modo assumere. Quindi
la committenza corale è un fatto ben più complesso della committenza del singolo e sarà molto interessante studiare come si funziona la committenza corale all'interno delle corporazioni, perché ci dirà molto di questi attori della committenza artistica a Venezia che non sono mai stati profondamente indagati. Un altro elemento che vorrei porre alla vostra attenzione riguarda il valore delle opere commissionate dalle arti, perché se è vero che la maggior parte delle opere commissionate dalle arti sono opere a carattere religioso e quindi certamente mediano la devozione dell'arte, è altrettanto vero che queste opere hanno l'ambizione di costruire anche un valore laico. Mi spiego meglio. Ricostruire gli apparati decorativi delle arti significa indagare l'immagine che la corporazione offre di se stessa ai propri membri, ma anche alla città tutta quanta. Quindi sono processi che ci obbligano a mobilitare tanti livelli di comprensione. Come ogni confraternita nell'età moderna, questo lo sapete certamente, la devozione ha un posto di, la religione ha un posto di primo piano nella vita dei sodalizi. Segnava molti momenti della vita collettiva delle corporazioni. I membri erano obbligati a partecipare alle messe in occasione, ad esempio, della festa del Santo Patrono dedicato alle arti, erano obbligati a prendere parte alle processioni, alle festività inerenti sempre alle arti, ma anche a quelle della parrocchia, e l'adesione a una gilda, a una corporazione, quel processo che viene chiamato incorporazione. Cosa vuol dire incorporazione? Il fatto che un singolo individuo diventa parte del corpo della corporazione, quindi c'è una sorta di perdita di individualità, no? Sempre per parlare di questi processi collettivi di cui abbiamo detto. Ebbene, l'incorporazione dei membri dell'arte avveniva, come anche del resto nei sodalizi, come le scuole di devozione, le scuole grandi, attraverso il bacio della mariegola, un gesto che aveva un evidente significato di tipo religioso. Ora, visto le moltissime pratiche religiose dell'arte, è in qualche modo importante comprendere che acquisire un altare o una cappella all'interno di una chiesa parrocchiale o nella chiesa di un monastero, oppure assicurare un luogo di sepoltura ai membri dell'arte, era tra le prime preoccupazioni delle corporazioni. Oltre a una sede devozionale, quindi a un altare o a una cappella, la gilda poi necessitava di una sede istituzionale. Non vuol dire semplicemente un luogo dove riunirsi. Queste riunioni avevano spesso anche scopi che potremmo definire propriamente tecnici. L'abbiamo evocato tante volte, l'iter delle corporazioni che prevedeva il lungo apprendistato del giovane si concludeva con la cosiddetta prova, e quindi una prova di maestria, una sorta di esame che il giovane doveva passare per dimostrarsi degno di divenire effettivamente a tutti gli effetti un membro dell'arte. Anche la prova si svolgeva all'interno di questi spazi istituzionali. E questi spazi tuttavia sono anche spazi di devozione, perché lo sappiamo, abbiamo cominciato a studiarli, all'interno di questi edifici non manca quasi mai un altare e non manca neanche un apparato decorativo degno delle sale dove si svolgono appunto riti religiosi. L'acquisizione di un altare o cappella o la casa di una gilda, per l'appunto, andava a costituire anche un momento in cui la corporazione si iscriveva
all'interno di una comunità precisa, di un preciso luogo nella città, e ciò spesso coincide con i confini di una determinata parrocchia. È evidente che la presenza delle scuole di mestiere in una determinata chiesa, insieme alle confraternite devozionali e ai committenti privati, contribuisce dunque a plasmare lo spazio religioso della città. Allora, il nostro progetto, l'Arte per le Arti, ha come ambizione quella di mappare gli altari, le cappelle e le sedi istituzionali delle corporazioni per indagare molte questioni. Indagare, ad esempio, quali sono le scelte tipologiche o decorative degli altari delle confraternite di mestieri, chi era a capo dei finanziamenti di queste imprese spesso molto costose, in che modo funzionava l'acquisizione di uno spazio all'interno di una parrocchia rispetto agli spazi di altri sodalizi che popolavano le parrocchie. Vi ricordo che all'interno di una stessa parrocchia ci possono essere anche 15-20 scuole di devozione, e quindi in questo tessuto così complesso si inserisce anche la presenza delle scuole di mestiere, e chiaramente il nostro progetto si prefigge anche lo scopo di indagare le sedi istituzionali, le case delle gilde per l'appunto, e per cercare di capire ad esempio se le scuole di mestiere necessitassero o predileggessero di erigere edifici ex novo, come il caso della Scoletta dei Calegheri, che qui certamente tutti avrete riconosciuto, oppure riattare edifici in uso, come il caso della Scuola dei Luganegheri, che si trova alle Zaltere e che è appunto un edificio che viene risistemato per ospitare i luoghi della corporazione. Di fatto la tipologia architettonica dei luoghi delle arti, delle sedi istituzionali, non è mai stata indagata, e questo certamente contribuirà a gettar luce su questo aspetto della storia dell'architettura che è stato decisamente trascurato dagli studi. Non in ultimo è importante per noi indagare anche la mobilità delle corporazioni da una parrocchia all'altra, e l'impatto poi degli spazi, l'impatto della presenza di una confraternita di mestiere negli spazi ecclesiastici, cioè quali tipi di equilibri sollecita con le altre scuole di devozione. Al contrario di ogni altra città, lo ricorda Ennio Concina nella sua bella storia dell'architettura di Venezia, e qui citerò qualche breve riga, Venezia è entità urbana non generata dalla terra, né sorta su questa, e neppure, a dispetto dell'evidenza visiva e di affermazioni leggere, è città o isola arcipelago. Venezia non è un'isola, poiché le case edificate nel mare solo impropriamente sono definibili isole, e Venezia, appunto, è fondata in alveo maris, si innalza direttamente dai fondali marini, unico e irripetibile esempio nella storia. Ecco, questa è una premessa fondamentale che ci aiuta a capire quanto complessa sia la vicenda, per esempio, dell'insediamento delle arti nel tessuto urbano della città, e quanto tuttavia esso faccia eco anche a dinamiche che si possono osservare anche in altre città. Penso a una cosa che tutti noi possiamo constatare passeggiando per le calli di Venezia, ad esempio a come le arti abbiano animato e animino ancora la toponomastica della città, così strettamente legata ai mestieri che in essa si praticavano. L'ubicazione delle botteghe, e questo è un altro aspetto su cui il progetto dell'Arte per le Arti intende consacrarsi, l'ubicazione delle botteghe dipendeva naturalmente da molti fattori.
Molte attività richiedevano siti con determinate caratteristiche fisiche, penso alla lavorazione dei metalli, del cuoio, alla tintura, la lavorazione delle cere. Molti artigiani erano poi, anche gli artisti, pensiamo ai pittori, necessitavano di spazi di grandi dimensioni e anche di spazi ove vi fosse una facile accesso ai canali, proprio per provvedere allo smercio dei prodotti che realizzavano. Ora, tutti questi aspetti sono stati ampiamente indagati dalla storiografia e per Venezia certamente gli studi di Ennio Concina hanno fatto scuola da questo punto di vista. Sottolineando come per molte professioni la vicinanza al cuore del potere, Piazza San Marco, o al cuore commerciale di Venezia, Rialto, fosse assolutamente fondamentale. Ora però, al di là di questi aspetti, e proprio in virtù del progetto a cui ci interessiamo da anni, noi vorremmo capire che importanza avessero per la diffusione delle botteghe in una zona specifica della città e in un determinato momento proprio i luoghi che abbiamo evocato, ossia le sedi devozionali e le sedi istituzionali delle corporazioni. La domanda in particolare che ci siamo posti e continueremo a porci nel corso di questo progetto è se la scelta di una corporazione di insediarsi in una determinata parrocchia o sestiere fosse ragionata rispetto alla possibilità per i propri artigiani di conquistare una determinata zona urbana, in sostanza se le sedi delle corporazioni funzionassero quasi come poli di attrazione per la diffusione delle botteghe o se al contrario la loro ubicazione, cioè l'ubicazione delle sedi, l'ubicazione delle botteghe, in qualche modo obbligava l'arte a conquistarsi una sede proprio in quella zona della città. Ora, non abbiamo una risposta a tutte queste questioni, ma certamente la faccenda, osserveremo casi in cui le cose hanno funzionato in un verso e nell'altro, soprattutto quando guardiamo alla mobilità delle sedi e delle botteghe nel corso del tempo. Questo è un fatto, ne faremo un esempio alla lezione successiva, i merciai che si spostano da San Daniele appunto a San Zulian, vicino alle mercerie, quando ormai i merciai, le botteghe dei merciai hanno conquistato letteralmente quella zona della città. Ma di questo appunto anche l'Arte per le Arti vorrebbe occuparsi. Ora, se è vero, come abbiamo visto in apertura, che una lunga e ininterrotta tradizione iconografica, e con questo mi appresto ad aggiungere alle conclusioni, quindi c'è una lunga e ininterrotta tradizione iconografica che descrive la città di Venezia come una città fondata sul lavoro manuale, sarà fondamentale comprendere in che modo le opere d'arte commissionate dalle corporazioni riflettano l'appartenenza delle gilde al corpo politico, religioso e sociale della città di Venezia. Il progetto L'Arte per le Arti si concentrerà allora sull'indagine della politica figurativa delle arti. Cosa significa la scelta di un santo patrono? Quali sono i mezzi attraverso cui la corporazione in qualche modo si rende visibile nelle opere d'arte che essa commissiona? In che modo, in sostanza, essa dichiara attraverso la propria politica figurativa di essere un corpo sociale e allo stesso tempo di incarnare una sfera fondamentale dell'economia, della politica e della cultura veneziana. Io con questa breve conclusione, mostrandovi ancora un paio di esempi di luoghi certamente, che avremo certamente modo di analizzare poi con calma nelle prossime lezioni, vi ringrazio molto per l'attenzione.